Doveva semplicemente tornare a casa dopo la scuola, ma un colpo di sonno gli è costato una multa da 58 euro. È accaduto a un ragazzo di 15 anni di Zarobranco che viaggiava sulla linea Treviso-Padova con un regolare abbonamento mensile. Addormentandosi durante il tragitto, ha superato la fermata prevista. Al controllo ha subito spiegato l'accaduto, mostrando il proprio abbonamento, ma il titolo di viaggio non copriva il tratto successivo e il controllore ha elevato la sanzione. L'abbonamento non copriva la tratta fino a Scorzè. Una situazione, per fortuna che non capita tutti i giorni, ma che certamente ci aiuta o ci dovrebbe aiutare a riflettere. Classico esempio come a volte anche il buon senso dovrebbe prevalere su quelle che sono certe regole che potrebbero rivelarsi anche assurde. Il giovane è quindi sceso alla prima fermata utile e ha chiamato la madre per rientrare a casa, una vicenda che ha fatto intervenire l'Adico, secondo cui sarebbe stato sufficiente richiedere il pagamento della differenza del biglietto senza ricorrere alla multa. L'associazione ora chiede l'annullamento del verbale, sostenendo che la buona fede del ragazzo fosse evidente. E speriamo che adesso, tramite il lavoro del nostro ufficio legale, la multa venga annullata. Certamente ci auguriamo che in un prossimo futuro queste situazioni non si possano più ripetere e ricordiamo che in questo caso il ragazzo è in regola con l'abbonamento perché poi, svegliato dai controllori, si sono resi conto che un quindicenne non è certo un delinquente o un farabutto che vuole fare il furbo.